Feldin, palla alzata per Totè, questa volta l'arcobaleno si conclude, schiacciata di Leonardo Totè. Ancora palla dentro per Cobbins che vola sopra il ferro e inchiodare. Consegnato De Bois per Mitroulong. La palla alzata ancora una volta, in questo caso per il taglio di Cobbins che trova la schiacciata. Haralambopoulos vuole andare da Jabril Durham. Messa la palla a terra, scarico per Procida, quasi intercettato da Petruccelli. Poi Procida deve crearsi dal nulla, un tiro difficilissimo. Torna a prendersi il pallone della Valle dopo i 10 punti nel primo quarto, non ha più segnato, prova allora a risbloccarsi e ci riesce. Tomba e fanno 13 per ADV. Ultimi 7 secondi nell'azione, passa dietro Mitroulong sul blocco, Durham per un attimo pensa alla tripla, poi invece se la prende Radori che segna il canestro subendo anche il fallo. 3 ci sono già, col +1 potrà fare 4. Adesso gli applausi del Paladozza per caricare i giocatori dell'Aquila Scudata. Fraser attacca, tiro in corsa segnato da Brandon Fraser, parità, si prepara Cobbins sul tubo dei cambi per Brescia. Fraser, pallone alzato per Totè, si chiude l'arcobaleno, schiacciata di Leonardo Totè, la Fortitudo è in vantaggio. Ultimi 3 minuti e mezzo in questo terzo quarto, partita che prosegue sui binari dell'equilibrio, anche se adesso forse si segna un pochino meno rispetto ai primi 20 minuti. Della Valle ancora una volta attirando il contatto, segna anche il canestro. Ora vediamo se Fortitudo proverà a mettere un po' di calma in questo momento così confusionario, no? Perché vuole una tripla rapida, ma ha ragione Jabril Durham, bomba e sorpasso Fortitudo. 4 secondi la Quintana per Mitroulong, sarà forse lui a provarci. Mitroulong che cerca il tiro sulla sirena, kaboom di Nes Mitroulong. Come vedete, battaglia a rimbalzo che sta vincendo la Germania, Fortitudo che è la peggior squadra a rimbalzo del campionato, mentre questa volta non sbaglia Cobbins, torna a segnare. È il momento in cui la Fortitudo deve trovare qualche energia in più in attacco. Grossel per Benzing, tripla frontale lasciata dalla difesa di Brescia e segna ancora da 3 punti la Fortitudo. Fraser vuole attaccare contro la Quintana, alla fine deve tornare sui suoi passi. Ancora Fraser, penetrazione, si appoggia al vetro, il canestro è valido per gli arbitri, c'è anche il fallo. Mitroulong, tornato in campo dopo la botta in testa, vuole attaccare Fraser, anche lui si appoggia al vetro, magata del canadese. E Mitroulong vuole ancora decidere, ha già 24 punti al suo attivo, vuole questo pallone, poi lo cede a Della Valle che però capisce che il suo compagno è più caldo. Mitroulong da lontanissimo, Nes Mitroulong da 9 metri, però alla fine comunque arriva il terzo stop consecutivo per la Fortitudo dopo quelli con Tortona e Milano. Resta 10 punti, resta all'ultimo posto in classifica, invece continua a volare Brescia.